Di nuovo Mandi, di nuovo bentrovati, un'altra tappa di questo giro che stiamo facendo nelle osterie del nostro Friuli. Dove ci ha portato questa volta Telefriuli e l'Ente Friuli nel mondo? A Caporiacco, nome lungo, paese meraviglioso, comune di Montalbano, Colloredo di Montalbano. Qui siamo in piena collina, nel posto più bello e dove bacia il sole. L'osteria è questa. Il disegno lo ha fatto Otto D'Angelo, che è di Caporiacco, che è di qua, era di qua, purtroppo non c'è più, e siamo da Vico, meglio conosciuto per il paese come lì di Penasa. La storia è di 150 anni fa, ce la racconteranno dopo. E oggi, in 4 momenti, noi ascolteremo le personalità di questo paese, ci sarà il signor Sindaco e ci saranno anche altri amici. Per cui, come sempre, buon ascolto, buona visione, buona gastronomia e buon vino per tutti noi con i saluti più cari. Mandi. Vi trovate alla trattoria da Vico, è una trattoria vecchia che da 4 generazioni. C'era mio papà, mio nonno, suo padre e il padre di mio nonno. Questo ambiente dovrebbe avere più o meno sui 150 anni. E è partita la storia da quella volta, è nato in quegli anni lì, che poi ci siamo sempre migliorati, abbiamo cercato di fare sempre il meglio, cercare di tenere sempre la qualità e cercare di curare le cose. Siamo nelle colline moreniche, nella zona di Colloredo, San Daniele, siamo proprio al centro e niente, noi come dicevo cerchiamo di fare il meglio per i nostri clienti, cerchiamo di dare le cose migliori, cerchiamo che la generazione che viene adesso che scopra i sapori antichi di una volta. Perché questa è una trattoria antica. Negli anni 60, negli anni 68 per essere preciso, mio papà che aveva molta passione per questo lavoro, sì, era appassionato, ha fatto una cantina, ha fatto una grande cantina e ha iniziato a fare il vino, perché gli piaceva fare il vino, così noi nella nostra realtà facciamo anche il vino, abbiamo delle vigne, e facciamo il vino. Mio papà diceva sempre, il nostro vino sarà peggio degli altri, però nessuno ce l'ha. Non è che uno può comprarlo di qua, cioè no, sarà il peggio, però nessuno ce l'ha, è roba nostra, è fatta col cuore, è fatta come noi riusciamo a fare le cose. E viene seguita da mio figlio, qua mi aiuta mia moglie nel gestire la trattoria, e mio figlio mi aiuta che ha studiato, fa il vino, lui fa il vino, ha passione anche lui e ci aiuta facendo il vino. E niente, cerchiamo di tenere le cose più al naturale possibile, cerchiamo di accontentare i nostri clienti che sono amici, che sono anni che vengono, sempre quelli da quando c'era ancora mio papà, anche quando ci sono io, c'è una cosa che continua, come una tradizione che continua nel tempo. E abbiamo iniziato a fare i gamberi di fiume. Beh, è iniziato ancora mio nonno ancora, perché c'è la festa, era famosa per questi gamberi di fiume. Ho chiesto al signore di 80 anni, 10 anni fa, senti, io ho detto, Fiori, quanto tempo è che tu ti ricordi che mangiavi i gamberi, no, qua? Ma io mi ricordo che venivo qua, che ero piccolo con mio papà e si mangiavano già i gamberi e si trovavano qua, in queste realtà qua vicine. Poi a un certo punto, qua non ce n'era più perché col tempo che passava li abbiamo trovati in altre, prima venivano giù dalla Carnia, li portavano giù con le gerle, poi li prendevamo in Croazia e adesso li troviamo ancora comunque, sì, li troviamo ancora e ogni anno a Ferragosto c'è questa festa che si ripete per 100 anni, che è sempre quella. 25 anni fa è arrivato un signore di Colloredo e mi ha detto, non puoi prenderti un po', io ho del mais particolare, che te lo darei, io ho passione per queste cose, mi piace, e ho detto, boh, sì, abbiamo anche un po' di terreno,
Ma sì, dammelo. Io ogni anno metto questo mais che più o meno queste qualità qua di mais che abbiamo e le metto nel campo, ma da 25 anni li metto nel campo, li prendo su a mano, adesso a macchina, ma le prendo su in pannocchie, poi lo tengo, tengo sul solaio che si asciughi, quindi non viene asciugato in maniera col fuoco, perché di solito adesso i mais li asciugano, quindi mantiene abbastanza bene i profumi, i sapori. Poi io lo scelgo, lo prendo, lo scelgo quando è asciutto e poi lo macino, lo porto nel mulino nostro qua a Caporiaco, che sono i nostri cugini, il mulino Persello, che è una vita, anche loro, 100 anni che hanno, ai tempi della guerra, facevano le farine, è una realtà molto, molto vecchia anche la loro, e le portiamo là e facciamo le nostre farine che a me piace farle, non so, piace, è una passione che abbiamo, no? Per cercare di tenere le cose sempre quelle. Noi prendiamo poi il mais, lo risemino, cioè lo risemino l'anno dopo e ogni anno mi viene, ogni anno, 25 anni che faccio sempre questo lavoro. Un giorno ho detto, boh, ho visto il mais di Storo che è a Trento, è un mais che fanno a Trento, e ho detto, avevo un mio amico di Trento, me lo fai venire un 10 pannocchi? Io ho detto, mi è costato 2 euro l'una, mi ha mandato giù col tracco 10 pannocchi e io li ho messi, adesso sono in produzione con questo mais che ha come una punta che tu passi contro, come ti punge, è un mais che ha come l'acino contrario, come una volta il dente di cavallo, quella bianca famosa che... E allora continuiamo a fare queste cose così per passione e anche comunque per trasmettere queste cose alla gioventù che adesso io ho un albero là che ho messo dei salami, ma mi ha detto il signore Driussi che arriva uno qua, non avevo mai visto l'albero dei salami, perché magari la gente di oggi è bello anche cercare di educarla, di trasmettere le emozioni che uno ha in modo che anche lui le percepisce, anche le persone riescano a percepire queste cose, che è importante a mio vedere. Alla festa dei gamberi c'erano anche i polli una volta, c'era la festa dei gamberi e dei polli. Da Vico Nadai c'è un quadro sopra, Jambars, Polés e Boccai, da Vico Nadai, gamberi, polli e boccali, che sarebbe... Sì, è un quadro fatto da Otto, che è di Caporiaco, il nostro, che è mancato, e quindi anche i polli quella volta avevamo anche i polli. Andando sul sito della trattoria si vede proprio, ho dei filmati vecchi, che vedi sia i gamberi che i polli appesi per il collo su 2 sedie. Sono dei filmati che c'era un signore appassionato che faceva questi filmati amatoriali e è andato da sua moglie una volta e gli ho detto me li dai che voglio metterli, che poi abbiamo fatto anche vedere tutta la... Sono filmati del mio papà, aveva avuto 20 anni quella volta, neanche. Sono filmati vecchi che a noi piace, siamo messi sul sito per capire almeno dove siamo partiti, perché bisogna sempre sapere dove parti per sapere dove devi arrivare, non è che arrivi senza partire. Siccome noi facciamo il vino, facciamo anche il vino, produciamo il vino, portiamo nella distilleria a Martignacoli e loro ci fanno la nostra vinaccia, loro ci fanno la grappa. Noi dalla grappa che loro ci portano, noi mettiamo in fusione gli asparagi, l'erba luisa, le cirignicole, che sarebbe il mirtillo, tutte queste cose le facciamo in fusione, le mettiamo un po' di zucchero, lasciamo un mese e mezzo al sole e poi con le carube anche, con le carube facciamo anche la grappa di carube, molto buona, profumata e facciamo queste cose qua. Io sono Marco, il figlio di Gilberto, titolare della trattoria da Vico e in questo momento siamo all'esterno della trattoria, nel nostro giardino e proprio sotto di noi c'è la nostra cantina padronale dove produciamo i nostri vini, perché alla trattoria da Vico non facciamo solo buon cibo di tradizione, ma da molti anni siamo anche dei produttori di vino. Tutto inizia, diciamo, con l'apertura dell'osteria, quindi dal trisnonno, che poi ha tramandato tutta la sua conoscenza al bisnonno e infine al nonno, per passare poi nelle mani di Gilberto e mie, avendo fatto anche un percorso di studi a Cividale, avendo studiato enologia, perché appunto mi è stata trasmessa questa passione nel lavorare la vite e nel produrre i vini.
E quindi noi come trattoria abbiamo scelto di servire ai nostri tavoli appunto la nostra produzione. Come vini noi produciamo per l'80% vini rossi, che sono vini autoctoni del Friuli come il Refosco, e dei vini anche internazionali come il Merlot, il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon. Inoltre come bianchi abbiamo il nostro Tokai friulano, ex Tokai, a cui negli ultimi anni abbiamo aggiunto alcune varietà per aumentare un po' la produzione dei bianchi come il Sauvignon e la Malvasia. Nella nostra azienda si cerca di lavorare bene i terreni, le viti e la vigna in modo che il prodotto sia il più salubre possibile e che sia di qualità, diciamo, buona, in quanto se non si ha un buon prodotto in campo non si può avere un grande prodotto nel bicchiere. E cosa dire? In questo momento abbiamo aperto una bottiglia di bianco da uve Malvasia, perché comunque questa giornata è molto bella, fa caldo e quindi un buon bianco va sempre bene in queste giornate, anche come aperitivo. Benvenuti da Colore del Montalbano, soprattutto in questa realtà, la frazione di Caporiacco, dove io sono nato, dove siamo dall'osteria super antica di tradizioni autoctone, esattamente di 100 anni se non più. Cosa vuol dire questo? Io come sindaco di 53 anni mi ricordo benissimo delle cose e delle realtà veramente bellissime. Quando io da piccolo venivo nella lavagna di Nadal, che si chiamava, dove andavo a scrivere l'appuntamento per il medico per mio padre o per mia madre. Queste sono osterie tradizionali dove c'era l'alimentare, dove tutti venivano nel piccolo paese dopo essere andati a portare il latte, a bere il grigio verde e dopo anche a fare la spesa. La tradizione è cambiata completamente. Adesso abbiamo questi belli o brutti telefonini, abbiamo questa realtà immediatica, però non dobbiamo trascurare di dove siamo arrivati. Le osterie sono le cose principali e fondamentali, soprattutto nei piccoli paesi, ma anche nei grandi paesi. Io credo che questa è una realtà veramente autoctona, dove c'è ancora sotto, dove io parlo, c'è sotto la cantina, dove loro con le loro vigne o con la uva in più che vanno a comprare fanno il vino autoctono, di cui Marco è il nuovo direttore dei lavori e di tutta questa realtà qua. C'è Gilberto, il proprietario, che porta avanti tutte le cose della farina, della brovada, del salame autoctono, sempre cose fatte a casa con una cantina favolosa, e c'è Graziella che dà una mano ed è l'attore principale nel portare avanti il servizio e stare con la gente. Io credo che queste cose devono essere fondamentali e non dobbiamo dimenticarle e dobbiamo considerarle ancora di più, sicuramente anche con contributi, ma i contributi possono venire, però anche la gente del paese e i comuni limitrofi devono venire a dare una mano a mangiare, a bere un bicchiere, a stare in compagnia, a giocare a mora, a giocare a carte in queste realtà, perché le realtà friulane sono le più importanti e fondamentali. Grazie di essere venuti a Coloret. L'emigrazione friulana ha radici lontane, così come sono profonde le radici delle nostre viti, che vediamo anche bruciare dopo aver
finito il loro impianto, la loro vita di produzione di questo nettare che è il vino, che rappresenta il lavoro umano della nostra terra, delle Friuli, in un patto fra generazioni però in armonia con la natura. Ecco, questo è il lavoro friulano. Oggi ci troviamo qua vicino a un bellissimo fogolar che è il simbolo della comunità dei fogolars furlans, sparsi in tutto il mondo. Difatti oltre 150 fogolars furlan in tutti i 5 continenti. Veramente come Ente Friuli vogliamo raccontare veramente la storia di queste osterie. Qui oggi siamo in un'osteria tipica a Caporiacco, veramente da Vico, un'osteria che esattamente le ultime foto risalgono esattamente a un secolo fa, 1821. E quindi assolutamente in queste osterie l'Ente Friuli nel mondo, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, i contributi del Comune di Udine, piuttosto fra gli altri anche della Fondazione Friuli, vuole raccontare questi magnifici luoghi dove un secolo fa i nostri friulani emigrati si sono salutati, hanno salutato i loro amici, hanno salutato i loro parenti, le loro mogli, le loro amate, per andare a lavorare, per partire. Però oggi questi locali sono qua ad attenderli con lo stesso fogolar che un secolo fa li attendeva, con gli stessi banconi, con le generazioni dei gestori, degli osti stesse, che anche qui in questa famiglia, parlavo con il titolare, ha visto una forte migrazione degli zii in Australia, a Sydney, e sono ritornati e hanno continuato questa magnifica attività e nell'ospitare la gente. Quindi questo è l'intento dell'Ente Friuli nel mondo, raccontarvi le tradizioni delle nostre belle osterie del Friuli storico. Mandi ad Oce. Siamo nell'osteria da Vico a Caporiacco. Volevo parlarvi un attimino di quello che è il gioco della mora, di quello che è rappresentato anche in Friuli, oltre che nel resto d'Italia e anche quasi in tutto il mondo. La mora è uno dei giochi più vecchi del mondo, forse il più vecchio. Dicevano che erano i dadi il gioco più vecchio del mondo, invece è più facile pensare che le dita ce le avevamo prima di formare il dado. Gli antichi egizi giocavano alla morra, gli antichi romani giocavano alla morra, nei Promessi Sposi c'erano i bravi che giocavano alla morra. Su questo discorso dei bravi purtroppo il gioco è stato un attimino declassato, come un po' per la legge del 1928 che lo metteva nei giochi d'azzardo e nei giochi che istigano alla violenza. Però diciamo che i giochi d'azzardo, parlando oggi nel 2021, abbiamo i videopoker in ogni bar, quindi non mi pare il caso di stare a parlare di questo, in quanto istiga alla violenza. Purtroppo nel mondo si vedono episodi senza il gioco della mora, anzi posso dire, spezzo una lancia, il gioco della mora è altamente socializzante e altamente intelligente, perché pensiamo solamente che per giocare a mora quante cose devo fare a una velocità media di una battuta al secondo. Devo pensare cosa giocare, cosa non giocare, cosa può giocare o non giocare l'avversario e nel frattempo devo anche chiamare. Quindi vitamina per il cervello. Io ho un sogno nel cassetto, vorrei vedere i bambini che non dico alle elementari ma alle medie, a ricreazione invece di giocare con i telefonini si mettessero a fare una bella diatriba alla morra, che è vitamina per il loro cervello che è in crescita. Questo è quello che ringrazio di questa opportunità di aver detto 2 parole al volo l'Ente Friuli nel mondo, il presidente Loris Basso, che tra l'altro è un ottimo giocatore di morra. La morra adesso la giochiamo ancora da carbonari, però ci sono buone fiducie, perlomeno mi è stato promesso dalla Regione che entro l'anno, l'hanno già firmato tutti, lo devono deliberare in Consiglio regionale, di abolire questo regio decreto del 1929. Mi auguro succeda e mi auguro anche che i giocatori abbiano la buona testa di non approfittare di giocare alla morra come disciplina, che è riconosciuta dal CONI tra l'altro. Il Circolo Friulano della Morra, a differenza degli altri nella media in Friuli, gioca a 16 punti. Questo è un vezzo che i padri fondatori del circolo nel 1982 hanno deciso si gioca a 16 e noi giustamente la tradizione è una cosa importante, la porteremo avanti a vita a 16 punti. Infatti il Circolo Friulano della Morra è al 16° punto. Il Circolo Friulano della Morra è stato fondato nel 1982 da un manipolo di persone
anche di un certo spessore. Prendiamo Isi Benini, padre fondatore, Tullio Pittini, piuttosto che Spangaro, piuttosto che Croatto. Si sono trovati una sera da Zammarian in una casa in campagna e hanno fondato questo Circolo Friulano della Morra. E adesso mi scuso se ho lasciato fuori qualcuno dei fondatori, ma ce ne sono tanti e tanti si sono avvicendati in questi quasi 40 anni. Il prossimo anno avremo 40 anni di fondazione e abbiamo in programma delle belle organizzazioni. Purtroppo il discorso coronavirus ci ha lasciati un attimino fermi e non abbiamo potuto espletare i 6 tornei annuali più il torneo delle 3 nazioni che abbiamo inventato 3 anni fa, Italia, Slovenia e Croazia. Però appena questo virus si lascerà un attimino riprendere la normalità, cosa di cui abbiamo molto bisogno, riprenderemo la nostra attività in pompa magna. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 2, 5, 6, 6, 4, 6, 7, 3, 9, 7, 2, 8. Gamberi di fiume, c'è un soffritto di lardo, di colonnata. Tra un attimo bisogna lasciarli rosolare. Dopo li bagniamo col vino bianco e loro vanno avanti come cottura. Ecco. Poi bisogna lasciarli cuocere e poi sono pronti. Bisogna condirli a freddo. Qua abbiamo gli spaghetti che si possono fare sempre con i gamberi, eccoli qua, spaghetti, con il sugo dei gamberi, che è quello un altro procedimento, non sono come quelli freddi, che è un sugo a base di pomodoro, c'è del lardo, c'è un soffritto che si fa, sono delle cose tradizionali nostre. Il pollo al forno, sempre nostrano, sì, eccolo qua, vedi che bello. Questo al forno, normale, è un pollo cotto al forno, sono dei polli di produzione loro qua, produzione propria. Ecco qua, i gamberi sono pronti. Adesso li lasciamo raffreddare, li mettiamo qua per raffreddare. Eccoli. Facciamo questo lavoro qua. Prendiamo su ancora con un po' della loro acqua. Ecco. Li lasciamo saltare, li saltiamo un po' di olio di oliva. Dopo, attenzione. Il pane lo facciamo noi, vedi? Adesso bisogna levarlo, lo giriamo perché deve continuare la cottura. Il pane fatto in casa, sono 2 formati, sono più disegni diciamo di pane, vedi? A treccia. Questi sono fatti con le ortiche, sono patate e ortiche, che sarebbero queste. Poi vengono fatte sbollentare, si frullano e si fanno i gnocchi, che si vengono fatti così. Ecco qua gli spaghetti. Questi sono i famosi spaghetti con i gamberi.
ci sono. Eccola qua. Che meraviglia. Questa è la polenta nostrana. Acqua e sale e basta. Solo acqua e sale, poi c'è la farina che produce Gilberto, che è un prodotto loro locale che ha lui qua. Il mais che produce lui. Abbiamo iniziato questa nostra trasmissione con un quadro di Otto D'Angelo. Vogliamo salutarvi con un altro quadro di Otto D'Angelo che è la riproduzione di una vecchia fotografia con la famiglia e gli amici di quelli di Penasa, da Vico a Italo e oggi a Gilberto, suo figlio, sua moglie. Il tempo passa, quello che non passa è il calore, il profumo e il sapore delle nostre osterie friulane. Qui a Caporiacco abbiamo sentito queste meravigliose sensazioni e adesso non ci resta che dare a tutti voi l'appuntamento alla prossima tappa, al prossimo momento che vivremo insieme in una osteria friulana. Mandi.